Il libero consorzio di Agrigento ha un nuovo presidente ma anche un nuovo consiglio e il sindaco d'Aragona Giuseppe Pendolino guiderà l'ex provincia dopo aver vinto sul collega e primo cittadino di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Ufficializzati invece 12 eletti, i nuovi consiglieri provinciali che andranno ad occupare lo scranno in aula Giglia. La lista che ha ottenuto più voti in assoluto è quella di Forza Azzurri, collegata a Forza Italia, con 22.396 preferenze ed esprimerà dunque 3 consiglieri provinciali. Si tratta del consigliere comunale di Sciacca Alessandro Grassadonio, del presidente del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro Domenico Scicolone e Giovanni Cuntrera, consigliere comunale di Montevago. Tra i consiglieri provinciali espressi anche quelli della Democrazia Cristiana, che risulta la seconda lista per numero di voti con 22.275. Si tratta del sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, del consigliere comunale di Favara Rino Castronovo e di Anna Longi, consigliera comunale di Menfi. Anche la lista Uniti per Agrigento porterà 3 consiglieri in aula, Giglia, grazie alle 18.875 preferenze. Si tratta del presidente del Consiglio Comunale di Licata, Anna Triglia, Giuliano Traina, consigliere comunale di Cammarata, e il consigliere comunale di Agrigento, il dottor Antonino Amato. Fratelli d'Italia, che sosteneva la candidatura di Stefano Castellino, prende 15.461 voti ed esprimerà 2 consiglieri provinciali. Sono il sindaco di Casteltermini e Bivona, Gioacchino Nicastro e Mirko Cinà. Un solo consigliere infine per la lista Insieme per la provincia, che ha preso 11.693 voti, portando in aula Giglia il consigliere comunale di Sciacca Giuseppe Ambrogio. Fuori dal consiglio provinciale invece la Lega di Salvini, che con 5.497 preferenze non esprimerà alcun consigliere.